ventunesima puntata di Sardegna Sacra on the road. Buongiorno da Ilaria, Adriana alla regia. Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo a Morgongiori, come vedete siamo in tanti. Ci troviamo ai piedi della parete di roccia dove si trova il sito di Scava Egrese, il sito nuragico ipogeico con la famosa scalinata costruita dentro la roccia e di cui parleremo in modo più approfondito durante tutta questa puntata. Come vi ho anticipato siamo in tanti, infatti siamo in compagnia del gruppo Speleum di Gonos Fanadiga, con cui visiteremo, faremo la parte più speleologica, anche se vi anticipo che purtroppo oggi non potremo entrare all'interno proprio della grotta dove si trova la scalinata, ma visiteremo la diaclasi della Gruta dei Scombus, giusto sì. Mauro? E di cui appunto parleremo dopo. Vi racconteremo, Massimiliano ci racconterà invece del sopralluogo che hanno fatto la scorsa settimana e quindi ci dirà perché oggi invece abbiamo deciso di non entrare. E poi abbiamo Paolo Pilloni che insieme a suo fratello e ad altri amici nel 1976 ha riscoperto questo importantissimo sito. Quindi noi racconteremo questa storia poco conosciuta proprio della scoperta moderna del sito. Bene, come potete vedere una puntata ricchissima, chiaramente vi racconterò anche degli scavi archeologici che sono stati fatti alla fine degli anni 90 e primi anni 2000 qua nell'area esterna alla grotta, quindi una puntata ricca di contenuti e poi essendo l'ultima non la dovete perdere, ma come sempre vi raccontiamo tutto dopo la sigla. Eccoci qua. Prima di raccontarvi tutte queste cose vorrei fare un'introduzione generale su questo sito. Come abbiamo detto, il sito è famoso soprattutto per questa unicità della scalinata ipogeica dentro la montagna. Qui siamo sempre sul Monte Arci, non ci siamo spostati molto da ieri. Quindi proprio in questa zona le fratturazioni naturali di questi fronti rocciosi creano delle spaccature, ecco, e in una di queste è stata costruita questa bella scalinata in età nuragica. Ora vi spiegheremo anche la storia della scoperta di questo sito, ma prima vediamo quali sono tutti gli elementi. Allora, innanzitutto quindi abbiamo un tempio ipogeico con una scalinata che portava fino al fondo della grotta dove si trovava una cavità che si riempiva di acqua. Quindi diciamo che da un punto di vista concettuale abbiamo alcuni elementi che richiamano proprio quello che è il pozzo sacro nuragico. In realtà abbiamo l'unione di diversi elementi del sacro che erano importanti in età nuragica, quindi un santuario in grotta dentro il ventre proprio della terra, conosciamo diversi santuari nuragici in grotta e allo stesso tempo abbiamo anche gli elementi del pozzo sacro. All'esterno di quello che era l'ingresso che i nuragici utilizzavano per entrare e che oggi a causa proprio dei frequenti crolli di questi fronti rocciosi non è più praticabile, quindi è nell'area esterna, avevamo altri elementi legati proprio al sito di culto. Qui alle mie spalle, ma ne parleremo più tardi, infatti abbiamo un edificio a Tolos, evidentemente un edificio di età nuragica, che doveva essere quindi collegato al santuario ipogeico.
ma allo stesso tempo questo luogo rimase un luogo sacro ancora nei secoli a venire. Infatti gli scavi archeologici poi effettuati più tardi hanno ritrovato tracce proprio delle fasi di età punica e di età romana con elementi che si possono collegare senz'altro al culto. In età cristiana in quest'area troviamo anche la chiesa di San Marco, di cui oggi rimangono solo alcuni resti, quindi vediamo proprio il fenomeno del sincretismo di quest'area sacra che rimane attraverso i millenni. Eccoci, siamo in compagnia di Paolo, Vincenzo e Omero che nel 1976 furono i primi a riscoprire, possiamo dire in età moderna, questa grotta. Infatti il toponimo di Scavegresia, che si era conservato da tempi più antichi, ci indica che in qualche modo la memoria di cos'era questo luogo sacro era comunque rimasta. Abbiamo delle citazioni come luogo di culto, infatti anche in pubblicazioni degli anni 50 e successive, ma possiamo dire che non era nota la scalinata così come poi è stato dopo la loro scoperta, che ora ci racconteranno. Prima di lasciare la parola a loro e di ritornare quindi negli anni 70, vi dico, la grotta ha diversi accessi, quindi abbiamo visto che quasi certamente i nuragici chiaramente entravano da un altro ingresso che era più agevole all'epoca ma che oggi è ostruito, mentre attualmente ne rimangono anche altri due. Uno è questo dove ci troviamo adesso, in realtà non è proprio qui ma è più su, ve lo indicheremo perché arrampicarsi fin là non è molto agevole, ma loro negli anni 70 lo fecero. E poi invece l'altro ingresso da dove anche io stessa accompagnata dal gruppo Speleo di Uras nel 2012 entrai e da dove sono entrati anche tanti altri speleologi. Attualmente questo ingresso dopo la trasmissione di Giacobbo di qualche anno fa è stato chiuso per motivi di sicurezza. Bene, e adesso sentiamo come è andata, cosa è successo nel 1976. Allora Paolo, voi eravate dei ragazzi all'epoca e raccontaci come avete saputo di questa grotta, come avete fatto a trovarla? Allora, noi eravamo ragazzi, è vero, in cerca di avventure, tramite due amici di Morgongiori, Anselmo e Omero, siamo venuti a conoscenza di questa spaccatura che loro in pratica conoscevano già da quando avevano 10-12 anni, giravano diciamo tutta la montagna, tutte queste rocce qua intorno e riuscivano ad arrampicarsi su cercando nidi, cercando rondoni e anche andando a vedere proprio i nidi dei rondoni che qua giravano abbastanza numerosi. E quindi è capitato, abbiamo fatto amicizia con Anselmo e Omero, loro scendevano spesso in paese. Un giorno per caso eravamo una decina di ragazzi a Siris parlando e loro avevano detto di questa spaccatura in montagna che conoscevano e quindi siamo rimasti entusiasti di questa storia e tutti volevamo venire a vedere a cosa si trattava. Quindi diciamo che è passata un po' tutta l'estate andando al mare, andando alle feste paesane. Quindi poi al momento di decidere che dovevamo venire qua siamo rimasti in quattro, Omero, Anselmo, Cenzo mio fratello e io. Una domenica abbiamo deciso la data, preso il Vespino, saliti a Morgongiori e abbiamo parcheggiato a casa di Omero. Da lì ci siamo incamminati a piedi, perché Morgongiori dista circa 1 chilometro da qui.
Siamo arrivati, fatto tutta la strada a piedi, arrivati qua, abbiamo dato uno sguardo in giro per non esserci qualcuno e ci siamo arrampicati qua sopra. Una volta lì sopra ci siamo addentrati dentro questa spaccatura, non sapendo cosa c'era, cosa non c'era, perché era proprio un'avventura. Allora, abbiamo fatto il primo pezzo, lì si allargava un po' la camera, diciamo, c'era un masso abbastanza grosso, ci siamo riposati un bel po' lì e poi guardando con le torce abbiamo visto che c'era una voragine, che buttavamo delle pietre, sentavamo le pietre rotolando, sembrava che non si fermavano più, ecco. E c'era lo spazio per passare sia a destra sia a sinistra. Allora, per scendere giù avevamo la corda, l'abbiamo legata a quella grossa roccia che c'era e ci siamo incamminati verso giù, dando attenzione giustamente per non cadere dentro questa voragine. Quindi comunque ce l'abbiamo fatto, abbiamo attraversato questa voragine e siamo scesi tra una parete e l'altra, mettendo sia la schiena da una parte e i piedi dall'altra, e siamo riusciti a scendere giù. Quindi siamo arrivati al corridoio giù e da lì i gradini e la scala ancora non si vedeva comunque, perché c'era un po' di spazio ancora. Abbiamo fatto un percorso lì sulla destra, c'è un andito abbastanza lungo che poi porta all'altra entrata che è stata scoperta dopo. Da lì non siamo arrivati alla fine, siamo tornati indietro, abbiamo proseguito, quanto sarà? Una ventina di metri dopo che abbiamo messo piede sull'andito, diciamo, ci siamo trovati questa scala con grandissimo stupore. Acqua non ce n'era perché erano agli ultimi di settembre, quindi acqua non ce n'era, ecco. E niente, siamo rimasti di stucco. Quindi immagino il vostro stupore e quindi dopo cosa avete pensato di fare? Guarda, noi abbiamo fatto 3-4 volte tutta la scala, la prima rampa, poi c'era il primo pianerottolo, la seconda rampa c'era un altro pianerottolo, alla terza, dopo il terzo pianerottolo c'è stato il crollo. Quindi abbiamo cercato anche di entrare, però non ci si poteva passare, era tutto ostruito, e quindi siamo tornati indietro anche pensando a cosa serviva questa scala. Certo. Eravamo un po' anche ignoranti in materia, ecco. E niente, comunque siamo stati 2 o 3 ore, adesso non mi ricordo quanto, a distanza di 45 anni, comunque siamo di nuovo usciti fuori e siamo rientrati in paese anche pensando a chi potevamo confidare questa nostra scoperta. Comunque una settimana è passata, non abbiamo confidato niente a nessuno, fin quando la settimana dopo siamo tornati armati di macchina fotografica e abbiamo scattato delle foto e abbiamo fatto tutto il giro di nuovo della grotta, della scala, pensando sempre che a cosa poteva servire questo grande monumento, ecco. E niente, quindi anche quella domenica pomeriggio è passata in un attimo, una volta che eravamo dentro, siamo dovuti tornare indietro perché il pomeriggio era finito comunque. E niente, poi ci è venuto in mente, pensando a chi potevamo confidare questa scoperta, di confidarci col parroco di Morgongiuri. Quindi ci siamo parlati tutti, tutti d'accordo, chi un po' meno, comunque alla fine abbiamo deciso e ci siamo confidati con Don Sanna. Quindi la settimana dopo abbiamo organizzato un'altra uscita e quindi siamo tornati con Don Sanna. E niente, abbiamo portato lui qua, fatto tutto il giro, anche lui era entusiasta.
Solo che il lunedì già a sia a Morgongiori sia alla sovrintendenza sapevano già tutto, avevano informato già a tutti. È finita la nostra avventura così. Ecco, vedete qui in questa figura abbiamo la planimetria della grotta, questa qua più scura è l'area interessata dalla presenza di questa scalinata e questo è l'accesso da cui sono entrati Paolo, Omero, Vincenzo e Anselmo. Anselmo, sì. E da quel momento, quindi con la notizia pubblica, poi la soprintendenza inizierà a interessarsi a questo monumento e poi quindi a iniziare le indagini scientifiche. Chiaramente, viste le difficoltà di accesso e tutto quanto, non c'è stato mai un vero scavo archeologico dentro la grotta, ma nell'area esterna, anche se poi passarono parecchi anni, come abbiamo detto prima, tra il 1999 e il 2002 furono fatti vari interventi di scavo che appunto accertarono la valenza sacrale anche dell'area esterna e quindi a maggior ragione anche della scalinata. Questa sono io all'entrata della grotta. Qua una volta superata l'entrata che bisognava entrare di traverso, ci siamo riposati un attimo e scattato una foto proprio lì. Dopo questa siamo scesi nelle due pareti, ed è questa qua, e siamo arrivati ai piedi della scala, che c'era un'altra pietra per terra sdraiata lì e basta, e poi abbiamo percorso la scala e ci siamo fatti una bella foto, la più bella, proprio lì seduti sulla scala. Vediamo più in dettaglio come era fatta questa scalinata e quindi il tempio ipogeico. Le cose più importanti da ricordare è che era una lunga rampa costruita, quindi hanno proprio portato dei blocchi dall'esterno per realizzare la scalinata e che era formata da 3 diverse rampe separate da pianerottoli intermedi. Dal basso, dove si trovava quindi questa cavità di raccolta dell'acqua profonda 1,5 metri, una cavità naturale ma probabilmente ulteriormente ampliata dall'uomo, quindi a partire da questa cavità iniziava la prima rampa di 25 gradini. Poi si trovava un primo pianerottolo, una seconda rampa di 21 gradini e infine la terza che portava verso l'ingresso esterno e che non sappiamo esattamente quanto fosse lunga perché oggi ostruita da un crollo avvenuto già anticamente. Gli elementi importanti anche per una maggior precisazione della valenza cultuale della scalinata, oltre a questa vasca di raccolta delle acque, sono anche in particolare una sorta di coppella con orlo scolpito nella roccia che si trova in uno dei gradini, quindi forma una sorta di
di piccolo bacino lustrale è un elemento a bozza mamelliforme, quindi in tutto e per tutto analogo a quelli che si ritrovano nelle murature di numerosi pozzi sacri e che ci riportano anche qua a culti legati al femminile. Ecco, in questa figura vediamo proprio una parte della scalinata, quindi con il piccolo bacino ricavato in uno dei gradini, la bozza mamelliforme, e poi più su se ne trovava anche una seconda che oggi si presenta in stato di conservazione non ottimale, si conserva solo parzialmente. Ecco, e proprio in vista della giornata di oggi, la settimana scorsa Paolo assieme a Massimiliano del gruppo Speleum di Gornos Fanatica hanno fatto un sopralluogo nella grotta proprio entrando dall'ingresso in cui Paolo e i suoi amici erano entrati nel 1976. Massimiliano, raccontaci un po' cosa avete fatto, cosa avete visto e insomma com'è la situazione attualmente passando da lì. Ok, praticamente noi siamo entrati appunto da questo ingresso con l'ausilio delle corde. Qui c'è un armo per potersi calare con l'ausilio delle corde e siamo scesi verso appunto la scala, il piano della scala. Allora lì c'è una piccola fessura iniziale, ci siamo appunto calati fino a raggiungere un primo pezzo dove c'è un crollo, una parte dove si aggira questo sorta di buco che si è formato. Una prima parte, un primo crollo, poi dopo qualche metro ce n'è un altro, fino a finire in una posizione dove si cala poi in verticale. Quindi diciamo che per calare giù bisogna avere delle conoscenze dal punto di vista delle attrezzature e dell'uso della corda, sia di calata che di risalita. Arrivato al piano della scala, diciamo la parte più bassa, lì si può camminare tranquillamente, quindi mi sono diretto verso la scala. La parte finale è inondata, diciamo ci sarà più di 1 metro d'acqua circa, quindi non sono potuto arrivare ai gradini. Ecco, quindi diciamo che non è molto semplice arrivare ai gradini. Quindi insomma anche dal 1976 e dagli ultimi anni la situazione è cambiata ulteriormente, giusto? Sì, sembrerebbe di sì, perché vedere come si è smosso diciamo, le pietre, le rocce, sono rocce piuttosto pulite, pezzi anche instabili, diciamo, dove si deve procedere. Quindi sembra che negli ultimi anni sia variata la situazione ed è quindi più difficile di come è stato sicuramente per Paolo e gli amici entrare 45 anni fa. Più difficile e anche pericoloso, in più nella stagione in cui siamo e con tutte le piogge che ha fatto anche il livello dell'acqua insomma quindi ci ha sconsigliato sì. di Non ci si arriva senza bagnarsi, bisogna proprio entrare nell'acqua. di entrare oggi. Quindi abbiamo visto praticamente questo tempio ipogeico era allo stesso tempo una sorta di pozzo sacro naturale ma anche un santuario in grotta. Sicuramente anche in età antica questa variazione stagionale del livello dell'acqua doveva avere anche una sua importanza anche per quanto riguarda il culto che vi si svolgeva. Si ipotizza infatti che nelle stagioni insomma, in cui l'acqua un po' si ritirava rimanesse comunque sempre una certa quantità di acqua proprio nella vaschetta scavata nella roccia che si trova ai piedi della scalinata e che doveva essere in qualche modo oggetto di culto o comunque un elemento importantissimo nei rituali e delle cerimonie legate a quello che chiamiamo culto dell'acqua, che come abbiamo visto diverse volte è un qualcosa di più complesso, sicuramente legato proprio anche a quella che chiamiamo Dea Madre, alla Madre Terra, ai rituali anche legati alla fertilità della terra. Mi trovo in questo momento
appunto all'ingresso dell'edificio a Tolos, che attualmente è, diciamo, l'unica struttura architettonica ancora leggibile di quella che doveva essere l'antica area sacra. Questa struttura, così come l'area circostante, come già accennato prima, fu scavato tra il 1999 e il 2002, quindi in 3 campagne di scavo successive. Purtroppo l'interno della struttura si presentò già violato da scavatori clandestini, per cui diciamo che l'indagine archeologica restituì soprattutto nel materiale ributtato appunto dagli scavi clandestini materiale di età romana. Chiaramente dall'architettura dell'edificio a Tolos vediamo che si tratta con ogni probabilità di un edificio di epoca nuragica, quindi da mettere probabilmente in relazione con il tempio ipogeico, che come abbiamo visto richiama tutta una serie di elementi tipici della religiosità nuragica, nonostante all'interno della grotta scavi veri e propri non siano stati mai compiuti. Ecco, mi trovo all'interno, come vedete, proprio da questa parte dell'elevato che si conserva per quasi 3 metri, quindi il punto dove è maggiormente conservato, vediamo che il muro inizia a curvare e che quindi presumibilmente, quasi certamente, doveva avere una copertura a Tolos. Il muro è formato di 2 paramenti di blocchi, come vedete, sbozzati, anche sono fatti di diversi tipi di roccia. Quello che caratterizza questo ambiente sono anche le nicchie alle pareti che si dispongono su 2 diversi livelli. Infatti abbiamo 5 nicchie, 3 le troviamo su questo lato a un livello superiore e poi altre 2 nicchie a un livello inferiore. Abbiamo parlato del fatto che sono stati ritrovati dei materiali di età romana e, come vi dicevo prima, tutta l'area sacra fu oggetto di culto anche in età punica e in età romana. Abbiamo appunto tracce di frequentazione addirittura fino al V secolo d.C. Come vi dicevo, anche nell'area esterna a questo edificio sono state trovate tracce di attività cultuali delle fasi successive, quindi in particolare di età punica e di età romana. Particolarmente interessante la fase punica, databile al IV-III secolo a.C. Infatti a questa fase è databile sia un volto femminile in terracotta rinvenuto frammentario, sia una lamina aurea con il simbolo della spiga. Questi 2 elementi messi insieme assieme ad altri, come anche le lucerne, come tracce di ossa combuste che hanno portato a pensare a sacrifici animali, hanno fatto ipotizzare un culto di tipo agrario, quindi un culto legato alla dea Demetra, che sappiamo in queste fasi era molto venerata in Sardegna ed è quella dea che, come spesso mi piace ricordare, è quella che in età classica eredita, potremmo dire, più elementi di quella che era l'antica dea madre. Quindi se questa interpretazione, che chiaramente è tuttora ipotetica perché poi le indagini si sono fermate, quindi se questa interpretazione fosse corretta, sicuramente potremmo vedere in questo culto di età ellenistica comunque il mantenimento di alcuni, almeno dei caratteri principali, di quello che era il culto più antico risalente all'età nuragica. Ed eccoci adesso assieme a Mauro Mura andremo a vedere la diaclasi della grotta dei Scaombus, quindi ci spostiamo sul versante ovest. Siamo arrivati all'ingresso della spaccatura, ci siamo messi il casco e ora entriamo.
avete visto, abbiamo percorso questa stretta spaccatura per circa una quarantina di metri, è proprio una montagna caratterizzata proprio da queste diaclasi. Mauro, spiegaci qualcosa in più. Vabbè, la diaclasi non è altro che una spaccatura della roccia dove praticamente non ha subito dei movimenti laterali sia verticali che orizzontali. E niente, qua si sviluppa praticamente diciamo che forse abbiamo fatto un dislivello di circa 10-15 metri dall'ingresso. In pratica si chiama Sommudas Cavombus perché tempo fa nidificavano i colombi e c'era pure qualche colonia di pipistrelli. Ci spostiamo dall'altro lato, saliamo su e andiamo a vedere il terzo ingresso della grotta. Siamo arrivate quindi al terzo ingresso della grotta che, come abbiamo visto, presenta una serie di difficoltà, per cui è necessario assolutamente entrare con persone esperte di tecniche speleologiche e attrezzature, ma soprattutto adesso non è più liberamente accessibile perché è stata chiusa, per cui insomma oggi non c'è stato possibile neanche a noi poterci organizzare per entrare da qui. Ed eccoci arrivate alla fine anche di questa puntata che, come sapete, è l'ultima di questo viaggio Sarenia Sacra on the Road di febbraio 2021. Quindi insomma ci terremo a dirvi un po' di cose visto che è l'ultima puntata, ma prima chiaramente ringrazio tutte le persone che hanno partecipato alla puntata di oggi, in particolare Paolo Pilloni che appunto mi ha proposto di fare la puntata qui, e ringrazio anche il gruppo Speleum di Gonnos Fanatica e tutte le persone che hanno partecipato oggi in questa occasione. Quindi davvero grazie a tutti e naturalmente speriamo che questa puntata vi sia piaciuta quanto le altre. Vi invitiamo come sempre a farci sapere e a commentare. E siamo arrivati alla fine di questo viaggio. È veramente molto strano dover concludere il video in questo modo. Sicuramente ci sembrerà strano lunedì non dover pensare
a una nuova settimana, a una nuova puntata. Che dire, siamo veramente grate di come è andata, di tutto quanto. Quindi ci teniamo a ringraziare veramente, veramente tutti, dal primo all'ultimo, sia i partner, tutti quanti, tutti coloro che hanno partecipato alle puntate, che ci hanno fatto delle belle proposte per rendere queste puntate ricche e interessanti e per raccontarvi la nostra Sardegna, la Sardegna in inverno, la Sardegna in febbraio, che come tante persone che non la conoscono in questi mesi hanno potuto vedere che la Sardegna è meravigliosa anche a febbraio. Esatto. E anche a febbraio troviamo tante occasioni di fare tante belle cose e ci abbiamo tenuto a farvi conoscere quelle persone che si adoperano e si dedicano proprio con passione, con amore, ognuno con le proprie competenze alla Sardegna, al patrimonio del territorio, al patrimonio storico, alle tradizioni gastronomiche e così via. Come sapete, è un progetto che è nato un po' da sé, nel senso che tutto il viaggio che abbiamo fatto non l'abbiamo scelto noi, in parte sì, ma diciamo la maggior parte si è creato da sé proprio con le proposte che ci sono state fatte. Quindi non abbiamo chiaramente la pretesa di raccontarvi tutta la Sardegna, perché la Sardegna è veramente un universo. Vi abbiamo raccontato però delle realtà che secondo noi sono in grado di descriverla bene e di raccontarvela con una maggior profondità, con uno sguardo più attento, quindi meno superficiale proprio rispetto alle cose, quindi diciamo anche più autentica. Allora, ci tengo a ringraziare anche io tutti quanti, visto che facevo la spola tra la regia e la presenza. Spero di avervi fatto viaggiare con le immagini e con i video realizzati in tutti questi giorni, in queste puntate, che vi abbiano permesso insomma, di viaggiare insieme a noi on the road. E a questo proposito aggiungiamo anche che Adriano, oltre a fare le riprese, ha anche guidato Mandalino, il suo furgoncino in prestito al progetto, per circa 3.000 chilometri in tutta la Sardegna nell'arco di tutto questo mese. Quindi abbiamo veramente viaggiato tanto. E dato che questa è l'ultima puntata, chiaramente un ringraziamento particolare va anche a tutti coloro che ci hanno seguito, commentato e supportato attivamente anche con le donazioni in denaro e con l'acquisto dei gadget. A questo proposito, oggi, visto che l'ultima puntata l'abbiamo già anticipato in diretta, ma per chi non ci ha seguito, vi diamo la notizia che siamo riuscite a coprire interamente, grazie alle donazioni, tutte le spese vive del viaggio, quindi la benzina, le spese dei pasti che non erano comprese, l'attrezzatura che abbiamo acquistato per le riprese. Diciamo che l'abbiamo anche superato di un po', non di molto, siamo abbastanza giuste, ma siamo felici così perché vuol dire che questa pazza idea che abbiamo avuto è stata apprezzata e comunque è un qualcosa che abbiamo potuto creare insieme, perché chiaramente senza questo supporto, senza il vostro entusiasmo, non ce l'avremmo mai fatta a finire questo mese. E sì, come sapete, come sa insomma chi ci ha seguito, abbiamo fatto un po' un salto nel buio, una nuova esperienza. Per la prima volta ci siamo confrontate con un tipo di progetto di questo tipo, quindi così serrato, ogni giorno un video lungo, ogni giorno una diretta, ogni giorno interagire con nuove persone, molte delle quali abbiamo conosciuto il giorno stesso della puntata. Quindi tutta una serie di cose, di sfide potremmo dire, che abbiamo accettato, ma non sapevamo se sarebbe filato tutto liscio. Possiamo dire che qualche contrattempo, qualche problemino magari c'è stato anche, ma
tutto sommato È andata benissimo. siamo state piuttosto fortunate, è andato quasi tutto liscio. E anche quando qualcosa non è andato liscio, qua ce lo posso dire che siamo state brave, posso dirlo, siamo state brave comunque a correggere subito il tiro e a far fronte a quelle difficoltà che arrivavano, ecco, quindi risolvendo anche i problemi in itinere. Quindi ragazzi, veramente non sappiamo ancora come potrà proseguire, se potrà proseguire questo progetto o se da questo progetto potranno evolvere delle nuove cose. Sicuramente sì, perché è stata un'esperienza importante, almeno per me personalmente, è un'esperienza Anche per me, ovviamente. molto importante, arricchente dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista professionale, per cui sicuramente nasceranno delle nuove cose. Noi vi diamo appuntamento, non lo sappiamo ancora quando, ma seguite la pagina di Sarenia Sacra, perché nei prossimi giorni, penso più o meno fra una settimana, faremo un'ulteriore diretta, magari raccontandovi delle cose che non abbiamo avuto tanto tempo di approfondire, ma più che altro una maggior condivisione nostra, delle riflessioni, quindi anche dopo una settimana che ci siamo un attimino fermate, lasciato decantare tutto quanto, magari ecco delle cose che ci teniamo a sottolineare, a raccontarvi e a condividere con voi. Quindi se avete piacere seguiteci. Questi video rimarranno a disposizione di tutti e li lasciamo gratuiti sui canali Facebook e YouTube di Sarenia Sacra. Ci sono anche su Instagram, ma purtroppo per problemi proprio di Instagram ne trovate solo metà di video, perché si può caricare solo un video di un quarto d'ora, quindi la versione integrale su Facebook e YouTube rimarrà a disposizione gratuitamente. A questo proposito vorremmo anche lasciare aperta la possibilità di contribuire con donazioni a chi ha apprezzato il nostro lavoro e vuole supportare delle iniziative future, quindi insomma in base anche a questo poi decideremo che prospettive ci possono essere. Quindi ragazzi, veramente io vi ringrazio e per questa volta non ci vediamo domani e vi salutiamo. Ciao!